casa o meno. E sai, la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, ma sempre, tutte le volte lui chiede, solo che da un paio d'anni non mi sente mai, anche quando lui arriva alle 9:10 non mi sente, quindi e insomma, i furbi non sono solo a Siculiana. Ok, ma oggi avresti riso veramente, c'era un signore tedesco che mi ha detto che sono disturbatore qua là, insomma, dico ma come fai? Dico e lui stesso poi dice ma si legge dappertutto, dico vedi, insomma, ma dico tu mi hai mai sentito? Ma dice sì, ma qua là alla fine non mi ha dato il nominativo, non me l'ha dato il nominativo e io ho dimostrato che vedi, dico, questo è un motivo per dire che tu non sei radioamatore, dico, sei qualsiasi cosa, un grande avvocato, un grande imprenditore, potrai essere un grande gestore di una catena di